Dopo essersi laureato campione d'inverno il Frosinone punta dritto la promozione in Serie B, ma deve vedersela prima con la Gelbison che da principessa e neopromossa vuole prendersi la corona e diventare regina. Amici della Lega Nazionale Dilettanti, buon pomeriggio e benvenuti a Città dello Sport. Un saluto da Matteo Bonacorsi, va in scena la 16ª giornata di campionato. Inizia dunque oggi il giro di boa del girone più infuocato della Serie C e con il Trastevere che ha pareggiato 2-2 alle ore 10:45 contro la Villaricca, questi punti oggi contano tantissimo. Andiamo a vedere la classifica che non è aggiornata perché bisogna mettere un punto in più alla Trastevere e alla Villaricca. Comunque comanda il Frosinone con 35 punti, 34 Trastevere, 33 Gelbison, 32 Roma, 24 Matera, 23 Lecce, 23 anche la Salernitana, 19 Grifone giallo-verde, 18 Palermo e Villaricca, 13 Catania, 9 Montespaccato, 6 Siracusa, 6 anche la Niter Brindisi e chiude il girone C a 2 punti la Giovanile Rocca. Le altre squadre che scenderanno in campo per questo turno, appunto 2-2 tra Trastevere e Villaricca, sono Giovanile Rocca Palermo, Montespaccato Matera, Roma Nitor Brindisi, Salernitana Grifone giallo-verde, Siracusa, Catania. Riposa per questo turno il Lecce. La Gelbison che ha vinto nell'ultimo incontro proprio contro il Lecce per 5-3 nel segno della new entry Angela Cinquegrana in prestito dalla Juventus. Ha già fatto valere in campo il suo prezzo e anche il suo ovviamente valore. Non scenderà in campo però dal primo minuto, ma noi ci fermiamo un attimo e poi dritti con le formazioni di Frosinone e Gelbison e poi il primo tempo.
Ben ritrovati amici della Lega Nazionale Dilettanti, tra poco la sfida tra la prima e la terza del girone C, ovvero Frosinone e Gelbison, il big match appunto della 15ª giornata. Sarà la sfida anche tra i due tecnici, da una parte Francesco Foglietta, da una vita che veste questi colori, ovvero il giallo e il blu, ha iniziato tutta la trafila, scuola calcio under 15, under 17 e poi da marzo del 2023 alla guida della prima squadra femminile. Dall'altra parte il tecnico Emiliano Tarabusi ha vinto lo scorso anno il campionato di eccellenza e quest'anno sta facendo veramente cose magiche, incredibili. La Gelbison è stata prima in campionato per buona parte, da ottobre al 1° dicembre, poi ha subito la sconfitta in casa contro il Matera per 1-0 e ha perso il primato del girone. Due squadre simili, due squadre che sono simili anche nel percorso perché hanno perso entrambe una sola partita, il Frosinone il 12 di ottobre in casa della Roma per 1-0, appunto la Gelbison in casa contro il Matera per 1-0, e sono anche le uniche due partite dove le due formazioni non sono andate a segno. Andiamo a vedere la formazione del Frosinone. Mister Foglietta schiera Zuliani tra i pali, difesa a 4 con Collovà, Vaccari, Stibel e Silvi, in cabina di regia Neddar e Musolino, Spagnoli a destra, Sgambato trequartista, Ruzzafà a sinistra e Tata unica punta. Dall'altra parte la Gelbison con Costantino tra i pali, Greco e Cicchinelli due difensori centrali, a destra Visani, a sinistra Orsi, centrocampo a 3 con Capitan Coutinho a gestire, Donato, Borrelli ai lati, attacco confezionato da Ponzio, Vergari e unica punta Avallone a disposizione per quanto riguarda i ciociari, Schiavi, Cacchioni, Bevilacqua, Leone, Contena, Antonucci, Licari, Zavarese e Fiore. Per quanto riguarda invece la formazione rosso-blu, a disposizione Boanda, Maddaluno, Di Santi, Sesto, Romeo, Valtolina, Alfano, Sacco e Cinquegrana. È entrato intanto il Frosinone, attende i suoi avversari. A sorpresa la scelta del tecnico Emiliano Tarabusi di rimettere in panchina Cinquegrana, ma soprattutto anche Carlotta Sacco, 6 gol per lei alla sua prima stagione alla Gelbison. Quanto riguarda invece Angela Cinquegrana, come detto già nell'introduzione, arrivata in prestito dalla Juventus, lei che è nata a Orta di Atello e lì è famosissima in provincia di Caserta, un comune piccolissimo di 27.000 abitanti ed è anche il comune più giovane d'Italia con una media di 37 anni. Lei che è cresciuta al Napoli, poi si è fatta le ossa alla Crotone in Serie C e poi è stata acquistata in estate dalla Juventus. Le squadre che a breve si schiereranno ovviamente al centro del campo. Arbitra il signor Paul H. Iequemmer di L'Aquila, i due assistenti invece sono di Aprilia, si tratta di Francesco Quirino e di Gabriele Olivieri. Squadre che prendono posto al centro del campo, ovviamente gli applausi della città dello sport, che ormai è la casa da circa 3 anni del Frosinone femminile. Lo stadio è stato inaugurato il 20 di gennaio del 2016 dall'ex presidente Carlo Tavecchio e Giancarlo Abete. Il primo incontro è stato un amichevole tra Italia e Spagna nell'Under 17. La prima gara ufficiale invece 4 giorni dopo, ovvero il 24 gennaio 2016, in un giovanissimo regionale tra Ferentino e Borghesiana, vinto 2-1 dalla società capitolina. Le squadre ovviamente vanno a salutare le panchine rivali. Saranno 3 punti d'oro a chi uscirà trionfante quest'oggi dalla città dello sport. Ripetiamo che la Trastevere ha perso un'occasione per comandare il girone almeno per un paio di ore, invece la possibilità ce l'hai come il Frosinone di Francesco Foglietta di staccare almeno di 3 lunghezze la diretta rivale. Osservatrice speciale invece la Roma, quota 32 punti,
che ha una partita abbastanza abbordabile in casa contro la penultima Nitor Brindisi. La Gelbison che attaccherà molto probabilmente da sinistra verso destra, mentre invece il Frosinone da destra verso sinistra. Quinta presenza per il portiere Zuliani, classe 2004, sta scanando sempre di più le gerarchie della squadra Ciociara. Qui si caricano ovviamente sia Frosinone che Gelbison. Sarà proprio la squadra ospite a dare avvio a questa 15ª giornata e big match ovviamente del girone C. Vediamo Avallone sul punto di battuta, che la classe arbitrale si è disposta in campo. L'arbitro guarda il cronometro. E dice che può iniziare. Allora inizia Frosinone Gelbison con il primo pallone mandato in avanti dalla squadra di Emiliano Tarabusi, intercettato da Collovà. In possesso Cicchinelli a fare bene la retroguardia. Ricomincia dal proprio portiere Costantino. Ha esordito ad ottobre con l'Under 20 della Malta. Sconfitta la squadra maltese per 5-0 contro la nostra nazionale italiana. Lei che classe 2005, seconda stagione alla Gelbison, viene da Libernian Football Club, squadra proprio del Malta, un punto di riferimento ormai non solo dell'Under 20 ma anche dell'Under 19. Qui possesso Frosinone con Neddar sulla destra, Spagnoli, Musolino. Non aggira il pallone da destra verso sinistra, sceglie ancora quell'out. C'è in mezzo che aspetta il pallone Tata. È ignorata, il Frosinone continua a palleggiare ma poi perde il possesso della sfera, sgambato. Prova a ringhiare Donato al centro del campo, la riprende Neddar. Collova. Si abbassa Musolino. Gestisce il pallone, poi lo smista a Stibel. Lancio in profondità a cercare la prima involata di Tata, il pallone è troppo lungo, allora rimessa laterale per la Gelbison. Il pallone si è perso, ora lo va a rincorrere Visani. Viene incontro Ponzio, ecco la servita alla numero 2, gioca bene di sponda, lancia in avanti, occhio perché c'è un 2 contro 2 Ghiotto per la Gelbison. Tutto bene, Collo va a fare la retroguardia. Qui Ponzio, dopo l'intervento di Stibel, però è intervenuta sulla numero 2 in maniera irregolare. Allora calcio di punizione per la Gelbison. Non sono passati 2 minuti dall'inizio della partita. Dialogano Visani con il capitano Coutinho. Si slaccia Visani, molto probabilmente Coutinho andrà direttamente in mezzo. No, uno schema, non viene incontro però la numero 7 Vergari. Poi perde il possesso la Gelbison, può ricominciare e rifiatare soprattutto il Frosinone. È partito meglio la Gelbison in questi primi minuti di primo tempo. Palla sulla destra, Colloa viene dentro il campo. Neddar vorrebbe il pallone, viene ignorata. Spagnoli, giro palla delle giallo-blu, ignorata però qui Silvi che si lamenta, molto probabilmente voleva il pallone. Si gioca sempre sullo stesso out. Collova, Baccari guarda in avanti, preferisce giocarla corto da Neddar. Poi Musolino, posizione insolita, si è abbassata, sgambato, prendere proprio il posto di Musolino. Qui il controllo così e così della numero 10, non perde il pallone però. C'era Coutinho attaccata alle calcagne della numero 10, qui imprecisa Collova. Passaggio sporcato però
da Vergari. L'ora rimessa laterale per il Frosinone. Classe 2004, Gaia Vergari, 8 gol in stagione, arrivata quest'anno dalla Roma Under 19, lei che è stata protagonista della finale scudetto a giugno, vinta contro il Torino per 2-0, ha siglato una doppietta che è valsa il terzo titolo della Roma Under 19. Altra rimessa qui per il Frosinone, aspetta come un rapace Tata dentro l'area di rigore, qui riesce a sgusciare via Ruzzafà, non riesce però a prendere il corner, bravissima Coutinho a portargli via il pallone, qui sbaglia Vergari, poi Coutinho in qualche modo si riprende il pallone, non riesce però ad evitare la rimessa laterale, il Frosinone che rimane in zona offensiva, lancia in avanti, Spagnoli non aggancia il pallone, allora si riprenderà da una rimessa dal fondo. Costantino prende una delle 3 sfere disposte dietro la porta. Greco, si abbassa Visani, stop, lancio in profondità, viene anticipata Donato, Ruzzafà, Neddar, Musolino, brava in questa occasione a girare il pallone nella zona debole Silvi, controllo, c'è completamente sola, sgambato, stata vista dalla numero 3, poi alza la lettone Greco, altra rimessa dal fondo per la Gelbison, primi minuti senza particolari occasioni, le due squadre ne approfittano per studiarsi la partita meglio la Gelbison di Emiliano Tarabusi, questi ultimi istanti di tempo invece il Frosinone ha alzato nettamente il baricentro, Visani rientra e poi scodella in avanti, Ponzio viene anticipata ma il possesso è sempre rossoblu, Coutinho in profondità per Donato, alza la gambona Silvi e si prende anche la standing ovation del suo pubblico, bel gesto atletico della numero 3, ricomincia il Frosinone con Vaccari, Stibel, Flavia Vaccari, un gol in questa stagione, in occasione della 3-0 contro la Giovanile Rocca il 27 di ottobre. Collova, eccola Vaccari, si abbassa Musolino, Vaccari va lunga, cercare Tata, una posizione insolita per lei, si è allargata dal centro del campo verso la zona destra, qui passaggio impreciso della numero 20, rimessa laterale per la Gelbison, Orsi, Cecchinelli, chiama in causa il proprio portiere, Greco, controllo, cerca il movimento di Ponzio che non c'è stato, qui Visani in profondità, domestica Avallone, una delle pochissime sfere toccate in questa porzione di primo tempo, non benissimo però agganciato la numero 99, Vaccari, Stibel, Colloa, stop così e così sulla pressing asfissiante di Vergari, alla fine se la cava bene la numero 27, gira palla ancora il Frosinone che attende qualche varco attivo della Gelbison, finora però non c'è stato. Stibel, Musolino, ancora Stibel, ha un cenno a Ruzzafà, il pallone però è per Tata, in qualche modo riesce ad andare da Neddar che vince il duello sulla tre quarti, allarga Spagnoli, arriva il cross, Ruzzafà di un soffio fuori, eccolo il primo squillo di questo Frosinone Gelbison. Brava Neddar a aprire il gioco sulla destra, cross al millimetro di Veronica Spagnoli, Ruzzafà staccato bene, poi è stato un po' imprecisa di testa, pallone che ha carezzato il palo e si è spento sul fondo, calcio di punizione intanto per la Gelbison, rimane a terra Borrelli,
un gol anche per lei questo campionato, avvenuto contro la Nitor Brindisi. In quell'occasione la Gelbison ha vinto per 7-0, lei che è un ex del Napoli, del Pescara. Tanto non si rialza la numero 90, subito un colpo sulla nuca, cure mediche in corso per la centrocampista rossoblù. Gioco che è fermo da una trentina di secondi, rifiatano le due squadre. Vediamo anche il colloquio tra le calciatrici di Foglietta. Si tratta di Tata e Veronica Spagnoli, se non ho visto male. Sì, proprio loro due. Forse la numero 23 voleva un taglio diverso di Tata nel cross precedente dove l'ha presa Ruzzafà. Si rialza Borrelli fortunatamente, deve attendere però ancora il suo ingresso in campo. Si è perso almeno un minuto. Vergari che ricomincia saggiamente all'indietro da Cicchinelli. Rientra in campo Borrelli. Costantino, Greco, si abbassa Ponzio. Bravissima Ruzzafà ad intercettare il passaggio destinato alla numero 2. Una sola occasione in questi primi 10 minuti. L'incornata di Ruzzafà, terminata di pochissimo fuori. Qui aggancia non bene Avallone, riesce comunque a portare via la rimessa laterale sulla bella chiusura di Capitan Stibel. Visani con le mani, viene incontro Ponzio, in qualche modo per Donato. C'è ancora la chiusura di Stibel, la seconda nel giro di un paio di secondi. Guadagna comunque metri la Gelbison. Visani in avanti, Donato fa sportellate con Stibel e altra rimessa laterale per la Gelbison. C'è solo Vergari sul secondo palo a sperare in un pallone buono. Altra rimessa per la squadra rossoblù. Ponzio, ancora rimessa, è la quinta consecutiva. Ponzio non trova la sua compagna al limite, allora può ripartire il Frosinone. Corre Veronica Spagnoli sulla destra, controllo, poi sfida Orsi, non si fa ingannare dalla numero 23. Non può però non concedere la rimessa laterale al Frosinone, che andrà a battere Collova. Classe 2003, 9 presenze in campionato, questa è la 10ª, 2 centri in stagione per il terzino nato a Messina. Ex Palermo, dove proprio lì è diventata un difensore. Lei che in una recente intervista ha detto di ispirarsi a Elena Linari, difensore della Roma, che perde il possesso del pallone il Frosinone, non riesce a ripartire la Gelbison, e poi se la rischia Vaccari sul pressing di Avallone. Può ricominciare però la squadra di casa con Stibel, uno sguardo in profondità, eccolo il pallone, non arpionato nel migliore dei modi da sgambato. Ricomincia il Frosinone con Stibel, Vaccari, c'è solissima Ruzzafà qui sulla sinistra, completamente dimenticata da Visani. Qui il pallone è destinato a Tata, che deve fare i conti con Cicchinelli. Rimessa giallo-blu, andrà a battere proprio Collova. C'è Tata che vorrebbe il pallone, vediamo se fa il contromovimento per andarselo a prendere. Viene premiata sgambato, controllo e scarico verso Collova. Arriva il traversone sempre per Ruzzafà, questa volta impreciso, e allora la Gelbison può approfittare per andare in contropiede con Ponzio che supera in qualche modo Musolino, poi sterza, rientra, saggiamente ricomincia da Greco che alza il campanile, che non giunge sui piedi o la testa di Gaia Vergari. Possesso per sempre rossoblù con Orsi che vorrebbe
Costantino, eccola che arriva la maltese a far respirare le sue compagne, a ricominciare da Greco. Qui sbaglia Greco, ne può approfittare Ruzafà che punta la porta. Ruzafà ancora, poi copre il pallone, ha perso l'attimo la numero 9, arriva il cross in mezzo, Orsi chiude bene ma non è finita, c'è Neddar a raccogliere, attendono il pallone al centro dell'area Tata e Ruzafà. Collova, arriva il traversone, in qualche modo Donato, e poi Costantino non riesce ad impedire il primo corner di questo pomeriggio, che se lo aggiudica il Frosinone. Andrà a battere sgambato. Arriva Musolino lì vicino, sgambato molto probabilmente andrà in mezzo. Arriva il pallone che spizza fuori, tentato Collova, ha preso il tempo a tutti, ha girato bene la testa ma non abbastanza per pescare il secondo palo. Altra occasione gigantesca del Frosinone, completamente dimenticata sul secondo palo la numero 27, poteva costare caro alla formazione di Tarabusi. Ora Borrelli lascia scorrere Cicchinelli a Costantino, qui Musolino in qualche modo, Vergari sulla seconda palla, poi sulla terza Borrelli, ricomincia con calma la Gelbison. Greco va lunga Donato, accorcia Ponzio, il pallone per Visani, ecco la palla alta su Avallone, non riesce a spizzare il pallone per Donato. Qui perde una brutta palla il Frosinone. Avallone ha un po' di spazio, Neddar però va a ringhiare Orsi, calibra il traversone, fuori misura per tutti, allora può ricominciare tranquillamente Zuliani. Due squilli per la formazione Ciociara in questo primo quarto d'ora, prima Ruzafà e poi Collova. Zuliani ricomincia, Vaccari si dispone a 4, il Frosinone lì davanti, il pallone per Spagnoli che non riesce ad addomesticarlo, prende un calcio da Ponzio che ha cambiato lato da destra verso sinistra, quindi un cambio tattico per mister Emiliano Tarabusi. 4-4-1-1 se non vedo male, con Donato a scalare nel ruolo di esterno destro, Coutinho e Borrelli a centro del campo e Ponzio sulla sinistra, con Vergari leggermente dietro ad Avallone. Qui trova un corridoio interessante il Frosinone. Ruzafà punta Visani, si allunga troppo il pallone, fa un po' di pulizia lì dietro Greco. Comunque altra chance per il Frosinone. Silvi su rimessa laterale, Tata si fa vedere, ecco la servita, pallone però impreciso. Ancora Tata, prova a girarsi, tunnel di Tata, poi non riesce nel doppio dribbling. Ruzafà cambia dall'altra parte per Spagnoli che mette bene il pallone giù e poi al volo con il destro di pochissimo alto, altro affondo della squadra di Francesco Foglietta. Sta prendendo sempre più confidenza il Frosinone. Guardiamo il replay, controllo e al volo di destro Veronica Spagnoli, vicinissima al suo ottavo gol in stagione. Silvi con le mani, da qui è nata proprio la terza occasione per la formazione di casa. Qui pressata la numero 10 Sgambato, riesce comunque a trovare un corridoio all'indietro per Vaccari. Collova, stop orientato verso il centro del campo. Musolino, Stibel, alza il baricentro il Frosinone. Ruzafà non arriva sul pallone, c'è l'anticipo di Visani, rimessa comunque per le giallo-blu.
inquadrata Silvi, andrà a battere l'ennesima rimessa laterale. Qui Ruzafa vince il contrasto, non c'è fallo. Ruzafa all'indietro da Neddar, controllo e poi Musolino non si fa ingolosire dalla conclusione, poi non riesce ad allargare sulla destra. Palla comunque al Frosinone con Collova, bravissima Vergari a prendere iniziativa e a sporcare il pallone, che viene però ripreso da Neddar. Terza palla riconquistata dalla marocchina. Stibel, Silvi, Ruzafa, Neddar, poi imprecisa con i piedi questi primi 19 minuti. Neddar, Collova trova Tata, tanto ha tagliato in mezzo Spagnoli, qui Tata non difende bene il pallone. Orsi cerca di farlo carambolare sui suoi piedi, pallone che comunque rimane in campo. Ora no, c'è rimessa laterale per il Frosinone. 20° spaccato del primo tempo, 0-0 tra Frosinone e Gelbison. Vicinissimi al gol, vicinissime al gol le ragazze di Francesco Foglietta, almeno per 3 volte. Ruzafa, Collova e poi Spagnoli, proprio la numero 23 che vuole il pallone, lo stoppa di petto e lo mette giù. Pensa, palla indietro, Collova ancora per Spagnoli, qui perde il possesso. Vergari perde il contrasto con Neddar, rimangono a terra tutte e due. Non so chi abbia avuto la peggio, sinceramente lo scontro è stato abbastanza duro. Credo Vergari, perché Neddar si è appena rialzata. Ikram Neddar, 8 presenze e 2 gol in questa stagione per la classe 2004 marocchina. Lei che ha partecipato ad ottobre al mondiale dell'Under 20, vinto dalla Corea del Nord in finale contro il Giappone per 1-0. Il Marocco ha fatto 0 punti nel girone. Lei però intanto ha fatto 2 partite da titolare. Tutto sommato è stato un buon mondiale per lei. Qui Visani al colloquio con il suo tecnico Emiliano Tarabusi. Forse vorrebbe più pressing ai danni di Ruzafa, che ha approcciato veramente bene la gara. Tanto si rialza Gaia Vergari, dovrà ovviamente attendere però sull'esterno del campo. Visani che molto probabilmente, anzi sicuramente, restituirà il pallone al Frosinone. Silvi ricomincia da Vaccari, sempre in possesso il Frosinone. Collova, c'è sempre sulla zona sinistra del campo dove attacca la squadra giallo-blu Ruzafa, completamente sola a volte. Musolino, spalle al gioco Zuliani. Silvi esce bene da questo disimpegno il Frosinone, anche se Donato per un pizzico non riusciva a beffare la numero 3. Rimessa comunque al Frosinone. Palla in avanti, Musolino prova a spizzare, Tata mette il fisico e lo mette anche bene, poi prova a superare Greco. Pallone che si impenna, ha commesso un fallo il Frosinone. Musolino ha alzato troppo la gamba. Allora calcio di punizione per la Gelbison, ancora non si è fatta vedere dalle parti di Zuliani. Ricomincia Coutinho, lei ora che si abbassa con Visani ad alzare la propria posizione. Lancio in avanti, in qualche modo a vallone, non bene però. Stibel, Silvi, e non penetra il pallone al centro del campo. Vergari,
non riesce a duettare con Avallone. Allora altro possesso per il Frosinone. Forse la Gelbison dovrebbe alzare un po' più il baricentro, compattarsi soprattutto al centro del campo. C'è troppa distanza tra le centrocampiste di Emiliano Tarabusi e Avallone. Intanto qui viene lanciata in profondità Ruzzafa e si allaccia con Visani. È tutto regolare per l'arbitro. Ora può ricominciare Costantino. Cicchinelli, si abbassa Ponzio, non viene provvista. Allora Coutinho a gestire il possesso, allarga sulla destra per Visani, entra dentro il campo Donato, buon dribbling della numero 25, Vergari, addosso a Silvi, si lamenta Vergari, voleva un appoggio dalle sue parti. Si è accesa comunque la numero 7 in questi ultimi minuti. La Gelbison ovviamente ha bisogno di lei, ma ha bisogno anche della fisicità di Avallone. Qui Tata bene di prima sulla destra, poi viene atterrata la numero 10 Sgambato. Ponzio ha commesso un fallo tattico al centro del campo per mettere alle sue compagne di respirare. 26esimo sul cronometro, Frosinone 0, Gelbison 0. Vaccari, Collova, arriva il traversone a cercare Spagnoli, in qualche modo chiude Cicchinelli e allora arriva il secondo corner di questo pomeriggio. Entrambi battuti dalla formazione di Francesco Foglietta, ancora a secco. Invece la Gelbison, come prima, andrà Sgambato sul punto di battuta. 6 maglie giallo-blu a prendere posizione in area di rigore. Vediamo se questa volta ci sarà la marcatura su Collova, che parte dal dischetto dell'area. Arriva il pallone di Sgambato, ancora Collova. Questa volta Vallone impedisce il tiro della numero 27. Qui non riparte Ponzio. Rimessa laterale per il Frosinone. Buona copertura di Stibel. Frosinone che quindi rimane in campo. Rimessa laterale che come sempre da quella zona del campo andrà a battere Collova. C'è Musolino che scappa via. Arriva Ruzzafa in una posizione insolita. Lei da sinistra verso destra andare a prendere il pallone. Non lo ha preso, ha commesso anche fallo. Allora calcio di punizione per la Gelbison. Si allunga Ponzio. Ora va sulla stessa linea di Avallone e Vergari, ma la Gelbison ricomincia. Greco tocca la linea Donato, ecco il pallone per lei, prova a difenderlo bene, raggira Silvi, parte Donato, in avanti per Vergari che non aggancia la sfera, poi fa pulizia Vaccari. Rimessa rosso-blu, Donato, sponda bene per Visani, non riesce però a trovare Avallone che aveva fatto il movimento inverso. Neddar, Collova, stop, alza la testa, poi ricomincia all'indietro da Vaccari, si apre Silvi sulla sinistra, Stibel, chiamata in causa addirittura Zuliani. Ora si alza la Gelbison qui, Avallone per poco non prende il pallone, a Vaccari lo prende invece Orsi. Avallone, stop, sul pressing di Neddar lavora bene questo pallone. Arriva il traversone per Vergari, Stibel prima di lei, non è finito però l'affondo della Gelbison con Avallone, sempre Neddar ad attaccare la numero 99, qui si alza il cross, alla fine Zuliani più in alto di Vergari. Sgambato vorrebbe il pallone sulla sinistra del campo, invece Zuliani si prende ancora qualche secondo per ricominciare da Musolino. Collova, stop e lancio in profondità per Spagnolo, è partita Veronica Spagnolo, qui
Forse c'è stato un pestone non visto dall'arbitro da parte di Cicchinelli. Tutto regolare, possesso comunque alla Gelbison, con Borrelli che prova ad allungare la traiettoria. Qui va vuoto Neddar, allora Avallone può coprire il pallone e far salire la squadra. Coutinho, è scappata Vergari, il pallone è per lei che non riesce ad agganciarlo. Questa sì che poteva essere una buona opportunità per la Gelbison. Forse doveva crederci un pochino di più la numero 7. Silvi viene incontro Ruzafà, intanto ha cambiato l'assetto tattico mister Foglietta. C'è Ruzafà dietro a Tata, con Sgambato sulla sinistra e Veronica Spagnoli sulla destra. Attacca proprio a 4. Non ho sentito male, il tecnico Tarabusi gli ha detto ai difensori di stare proprio a uomo sugli avversari. Qui Sgambato prova a raggirare Visani, che invece è brava e sveglia soprattutto a rubarsi questa rimessa laterale. Coutinho in avanti, non trova pallone, Stibel chiude. Visani va sulla seconda palla, bene Ruzafà, attaccata da Coutinho. Danza sul pallone la numero 9, poi sbaglia l'appoggio verso Silvi. Riparte la Gelbison con Avallone. Visani in profondità, cercare o Donato o Vergari. Alla fine chiude Vaccari, concede la rimessa laterale per la Gelbison. Siamo alla mezz'ora, passato un terzo di gara di questo Frosinone Gelbison 0-0. Partita molto bloccata fin qui, con il Frosinone che è andato vicinissimo 3 volte alla rottura dell'equilibrio, con Collova, Spagnoli e Ruzafà. Imprecise però le calciatrici di Francesco Foglietta. Calcio di punizione per il Frosinone. Alla rilancio Stibel, Sgambato, buono lo stop, poi Musolino, Ruzafà, uno sguardo dentro, rientra Ruzafà, arriva il cross sporcato, libera in qualche modo la difesa rossoblù. Può ripartire Borrelli in avanti, brava Stibel a far scorrere questo pallone dopo che Avallone lo voleva attaccare. Silvi ricomincia, Stibel finta in andare sulla destra, invece va sempre sullo stesso out. Qui c'è stato il fallo di Avallone, troppa foga agonistica punita dal direttore di gara di L'Aquila. Allora Stibel, Vaccari, squadra lunghissima il Frosinone, con Sgambato e Tata a giocare proprio a uomo su Greco e Cicchinelli. Qui riparte Donato, chance per la Gelbison, Donato sulla sinistra, Ponzio, aggancio, va col mancino, fuori, occasionissima per la Gelbison. Era ripartita benissimo la squadra rossoblù, con Donato che da destra si è accentrata, ha trovato Ponzio sulla sinistra, stop di mancino e con lo stesso piede ha provato a colpire. Zuliani comunque, c'è da dirlo, era sulla traiettoria. Prova a scappare Veronica Spagnoli, tiene il pallone in campo, dribbling secco sull'avversario. Ancora Veronica Spagnoli, c'è il taglio di Tata, perde l'attimo la numero 23. Bravissima al recupero invece Borrelli, Cicchinelli, scusate, rimasta a terra la calciatrice giallo-blu. Qui riparte la Gelbison con Coutinho, pensa anche lei un po' troppo, si è rialzata la numero 23. Silvi, Zuliani, qui perde l'attimo Zuliani, pasticcio Avallone all'indietro da Coutinho che prende la mira e calcia addosso all'avversario, poi ci prova e ci riesce la Gelbison, ha sbloccato il match, è 0-1, ha segnato Borrelli. Si è andata a complicare la vita la formazione di Francesco Foglietta,
bravissima Vallone a credere su quel pallone per non farsi ingolosire dal tiro, l'appoggiata dietro. Eccola qui, Borrelli, controllo, no Coutinho scusate, controllo addosso all'avversario e poi qui di controbalzo, magnifica Borrelli. Secondo gol stagionale, questo decisamente più pesante del primo. In quell'occasione la Gelbison aveva vinto per 7-0 contro la Nitor Brindisi. Qui Musolino in avanti, chiude Orsi. Poi Colloa. Pensa, guarda in avanti. Segue il taglio di Spagnoli che sfugge via. E dietro a Ponzio, che però Orsi non si fa ingannare, allora rimessa laterale per il Frosinone. 35 sul cronometro, Frosinone 0, Gelbison 1. Qui il pallone che viene messo in mezzo, liscia la difesa ospite, Neddar addosso all'avversario. Ruzafa vede la porta e calcia. Tiro sporcato. Non c'è deviazione. Allora si riprenderà dalla rimessa dal fondo per Costantino. Dieci al termine. Meglio il Frosinone per quanto riguarda le occasioni avute, ma è la Gelbison a siglare il vantaggio grazie a Borrelli. Greco in avanti, cerca Vergari in qualche modo per Donato che non riesce a tenere il pallone in campo. Allora rimessa Frosinone. Silvi può essere comunque soddisfatto secondo me il tecnico Francesco Foglietta. La sua squadra ha governato gran parte di questo primo tempo, poi ovviamente la sbavatura è costata il gol della Gelbison, che magari una tirata d'orecchie può farla Francesco Foglietta. Neddar lancia in profondità per Spagnoli, arriva il cross sporcato da Ponzio, allora c'è il quarto calcio d'angolo del pomeriggio. Tutti e quattro battuti dal Frosinone. Come sempre andrà sgambato sul punto di battuta. Musolino lì vicino. Le solite 6 maglie del Frosinone a riempire l'area di rigore avversaria. Occhio perché c'è Tata sul secondo palo completamente sola. Arriva il traversone, messo fuori da Orsi. Rimane comunque in attacco il Frosinone. Guardate, c'è Tata completamente sola sul secondo palo. Ora Visani l'ha vista, andrà a marcarla ovviamente. Non si può lasciare Tata sola a 10 metri dalla porta. Colloa, Ruzafa, arriva il traversone a cercare Spagnoli che la toglie dal piede di Tata. Allora può ripartire la Gelbison, non bene però. Vaccari fa ancora un paio di metri con il pallone tra i piedi, poi sgambato, allarga sulla destra per Colloa. Viene incontro Ruzafa, di prima la numero 27 per la 9. Va bene la chiusura Orsi. Gara attenta fin qui della numero 3. Classe 2001, ancora alla ricerca del suo primo gol stagionale. Musolino, sgambato, in qualche modo per Neddar. Fa oscillare il pallone dalla destra alla sinistra del campo. Silvi. Spagnoli. Preso la zona sinistra del campo in questi ultimi minuti. Lancia in profondità, chiude bene ancora Visani. E poi Spagnoli atterrata da Capitan Coutinho. Calcio di punizione per il Frosinone. Quando siamo giunti al 39esimo di questo big match della 15ª giornata. Per ora la Gelbison è prima. Ovviamente ci sono altri 52 minuti da giocare.
Vediamo come il Frosinone sfrutterà questo calcio piazzato. C'è sgambato sul punto di battuta. Arriva il cross forte, il pallone rimane lì. Neddar in qualche modo, Tata prova a rimettere dentro la sfera. Forse poteva pensare al tiro, la numero 17. È stato comunque sia una segnalazione di fuorigioco da parte di Gabriele Olivieri. Quindi è tutto vano. Si riprende con il possesso per la Gelbison. Cicchinelli, Orsi, non trova Ponzio sulla sinistra. Da sottolineare la mossa tattica di Emiliano Tarabusi, spostare Donato sulla destra da esterno. Tanto qui seguiamo l'azione. Arriva il cross di Neddar, non c'è stata deviazione, allora palla a Costantino. Dicevo, la mossa geniale del tecnico rossoblu, spostare Donato da mezzala di sinistra a esterno destro e spostare Ponzio da esterno destro a esterno sinistro, quindi da 4-3-3 passare a 4-4-2, perché il gol è arrivato proprio con Donato, che da quella zona poi è riuscito a darla da Vallone. Poi il tiro di Coutinho, indossa la maglia giallo-blu, e poi ovviamente bravissima Borrelli. Greco rilancia la sfera, cercare Donato, stop, palla in avanti al Vallone, si fa rubare la merendina alla Stibel. Musolino, sgambato, Colloa, Neddar sul pressing di Vergari, lancia il pallone in avanti, arpionato come sempre benissimo da Veronica Spagnoli, che ora punta Orsi, rientra, qui una palla che non si aspettava nettata e Neruzafà la prende Costantino. Poco più di 4 minuti al termine di questo primo tempo. La Gelbison sta conducendo il match per 1-0 con il gol di Rita Pia Borrelli. Qui Visani gode sul pallone a Vallone. C'è Ponzio sulla parte mancina del campo, non è stata vista dalla numero 99. Tanti duelli tra lei e la difesa del Frosinone, ne ha vinti però pochissimi l'attaccante di Tarabusi. Stibel in avanti, qui riesce comunque a scappare via Silvi. Neddar, Musolino in avanti per Attata, il pallone è troppo lungo. Altra trama sbagliata dal Frosinone, ennesima palla recuperata da Costantino. Orsi entra dentro al campo, Coutinho, sbaglia Coutinho, e allora Tata, occhio perché in superiorità numerica il Frosinone. Spagnoli, uno sguardo dentro, arriva il pallone, Coutinho mette fuori. Qui volevano un tocco di mano nell'area di rigore della Gelbison. Per l'arbitro è tutto regolare. Silvi, spinta anche dal suo pubblico, non trova Ruzafà. Donato invece trova la gamba della numero 3. Calcio di punizione per il Frosinone. 2,5 al termine. Sgambato ha già preso il pallone e molto probabilmente andrà a mettere in mezzo. Non occupa però il centro dell'area di rigore il Frosinone. C'è Musolino, Tata e Veronica Spagnoli al limite. Ruzafà invece come se volesse attaccare il primo palo, fischia l'arbitro, parte sgambato sul secondo palo dove ci sono solo maglie rosso-blu, ma è ancora attacco Frosinone. Collovà, finta e affonda, ancora Collovà, all'indietro, perfetta la difesa della Gelbison, è attaccato con tante donne il Frosinone, l'area piccola, nessuna però si è defilata verso il dischetto dell'area. Attente le ragazze di Emiliano Tarabusi. Palla a Tata, sponda Collova,
Arriva il cross, Cicchinelli, bravissima a prolungare la traiettoria. Poi riparte la Gelbison con Vergari che prova a prendere metri al difensore giallo-blu, senza però trovare esito positivo perché lì c'è Stibel. Silvi, 1-2 con Ruzzafa. Perde l'attimo Silvi, ha una seconda chance però che non la sfrutta. Allora Visani, Borrelli, Cicchinelli, Costantino senza tanti complimenti. Donato in qualche modo per Coutinho. Donato lancia in profondità, Avallone prova a spizzare per Ponzio. Collova ruba il pallone. Vaccari, impreciso il passaggio per la sua collega Stibel, che riesce comunque in qualche modo a tenere il pallone in campo. Silvi, Musolino, ancora la numero 3. Musolino, sbaglia qui Musolino, e allora Donato, Vergari, Ponzio vede la porta, vediamo se prova ancora. Qui non si chiude l'1-2 con Vergari, libera la difesa Ciociara ma non è finita. Donato perde l'attimo per passarla a Ponzio. Sbaglia anche Borrelli, sbaglia anche Ruzzafa. Una serie di errori in questi ultimi secondi di gara, forse squadre stanche. Orsi, Ponzio prende posizione al centro dell'area Vergari. Ponzio, arriva un buon pallone, forse troppo dalle parti di Zuliani. Siamo oltre 30 secondi di gioco. Sgambato, entra dentro il traffico Musolino, stop, non gira il pallone, lancia troppo in profondità Ruzzafa, e allora una comoda rimessa laterale per la Gelbison, che sfrutterà molto probabilmente questi ultimi secondi di partita per andare a riposo in vantaggio. Ricordiamo al 33esimo minuto il gol di Borrelli. Orsi, giro palla rosso-blu, Cicchinelli, Greco, senza pressing. Visani, buon lavoro di Visani, esce elegante, poi sbaglia l'appoggio, Sgambato recupera Neddar. Per Veronica Spagnoli, passaggio impreciso nella numero 10. Ritmo lento in questi ultimi minuti. Orsi con molta calma andrà a battere questa rimessa laterale. Appoggia all'indietro da Cicchinelli. Coutinho. Finisce qui il primo tempo, fischia 3 volte il direttore di gara. Gelbison in vantaggio nel big match della 15ª giornata per 1-0. La rete di Borrelli, ha iniziato benissimo il Frosinone la gara, poi l'ingenuità dei difensori di Francesco Foglietta ha costato il vantaggio della Gelbison. Ci fermiamo per qualche minuto, ma voi rimanete collegati perché ci saranno le interviste dei due tecnici.
Buon pomeriggio amici della Lega Nazionale dei Dilettanti, siamo qui a Città dello Sport per seguire la partita tra Frosinone e Gelbison, siamo in compagnia del direttore sportivo Alfio Serafico. Buon pomeriggio direttore. Buon pomeriggio a tutti. Le volevo fare subito una domanda: il Trastevere ha pareggiato, vincere oggi cosa significherebbe? Vincere oggi sarebbe comunque un'altra tappa sicuramente importante per il campionato, ma da qui alla fine saranno tutte partite importanti, quindi ce la metteremo tutta e speriamo di fare una grande prestazione. C'è qualche rammarico per questa stagione, dato che non avete ancora vinto nei big match? Oggi può essere comunque un'opportunità? No, assolutamente no, è stata una stagione in crescendo. E è stata una squadra che abbiamo ricomposto dall'anno scorso, quindi ci sono stati degli inserimenti nuovi e grazie a mister Foglietta è riuscito a compattare lo spogliatoio di nuovo, quindi abbiamo fatto una stagione in crescendo e siamo sicuri che il meglio deve ancora arrivare. Perfetto, grazie mille, in bocca al lupo direttore. Grazie. Può venire il tecnico della Frosinone, Francesco Foglietta. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. A lei le volevo chiedere 15 calciatrici in gol questa stagione, questo è il vostro segreto? No, sicuramente una rosa competitiva è il nostro segreto, avere la possibilità di far giocare giocatrici importanti in tutti i ruoli e poi scambiarle in tutte le partite è una cosa importante che ci fa sempre dare freschezza ad ogni gara. Sicuramente le giovani ci stanno dando una mano perché abbiamo una rosa molto giovane, una rosa formata da ragazze esperte e ragazze che provengono dal nostro settore giovanile, quindi noi cerchiamo di far giocare la squadra nel migliore dei modi per poi portare a gol più calciatrici possibili. Lei è da tanto che è qui, ha fatto tutta la trafila, scuola calcio under 15, under 17, dal marzo 2023 se non sbaglio, alla guida della prima squadra femminile. Prossimo anno Serie B maschile o femminile, dove la vedremo? Bella questa. È complicato perché vedremo come si proseguirà la stagione, come proseguirà il mio percorso. Le ambizioni sono tante, ovviamente. Sono partito veramente dal settore giovanile, dall'under 12 femminile fino ad arrivare in prima squadra. È stato un percorso altalenante, ma sempre con un obiettivo ben preciso nella testa, e fare l'allenatore della Serie C non è stato semplice fin dall'inizio, perché ho preso una squadra che doveva salvarsi. Abbiamo raggiunto la salvezza, l'anno scorso abbiamo raggiunto il secondo posto e oggi stiamo giocando con le squadre più forti del campionato. Ci stiamo giocando questo sprint finale per arrivare a fine campionato e vedere chi è la squadra più forte e che merita la vittoria del campionato. Perfetto, grazie mille, in bocca al lupo mister. Sponda Gelbison, abbiamo qui il tecnico della Gelbison, Emiliano Tarabusi. Buon pomeriggio mister. Buon pomeriggio. Le chiedo innanzitutto, il Trastevere ha pareggiato, penso che lo sappia, vincere oggi vi permette di ritornare al primo posto. Che partita comunque si aspetta e nel proseguimento del campionato che cosa si aspetta? Ma intanto sì, sicuramente chi vince oggi stacca un biglietto importante secondo me. Sicuramente la prima di ritorno, il campionato è lungo, basta vedere oggi una partita tra virgolette scontata tra Trastevere e Villaricca, è uscito fuori un pari. Insidie è un campionato questo che c'è 7-8 squadre che dove vai a giocare campi fuori casa. Insomma, non sono, è cambiato un attimino la Serie C, sono un pochino più organizzati, è diventato un campionato tosto e difficile, che prima su certi campi faceva il risultato, ora magari un attimino si è visto la Trastevere oggi. E niente, sicuramente oggi che sia una bella partita in primis, sia per noi, per la gente che vede fuori, chi vede in televisione, deve essere una bella partita. Poi il campionato secondo me è lungo, non si decide oggi, ancora c'è sempre strada da fare. C'è un dato molto interessante per quanto riguarda la vostra squadra: 19 punti collezionati sui 21 disponibili in trasferta, 14 in casa. Come ce lo spiega questo dato? Ma in casa si è avuto subito il Frosinone la prima giornata, si è pareggiato, è stata una bella partita. Poi abbiamo avuto Trastevere, è stato un altro pareggio, si perdeva 2-0, si è fatto un pareggio 2-2. È che abbiamo avuto degli scontri in casa, sì, importanti, e abbiamo lasciato dei punti in casa, però questo non è. Io oggigiorno casa e fuori lascia il tempo che trova, secondo me è cambiato un po' il calcio. Perfetto, grazie mille al mister. Noi a tra poco per il secondo tempo.
Squadre che tornano in campo, ovviamente a parti invertite, non ci dovrebbero essere cambi, quindi si rinizia con stesse 11 che hanno approcciato la gara. Zuliani, Collovava, Cari, Stibel, Silvi, Neddar, Musolino, Sgambato, Spagnoli, Ruzzafà e Tata. Per quanto riguarda la squadra di Francesco Foglietta, Costantino, Visani, Greco, Cicchinelli, Orsi, Borrelli, Coutinho, Donato, Ponzio, Avallone e Vergari. Per quanto riguarda invece la Gelbison, entrambe le squadre hanno iniziato con un assetto tattico ben preciso, poi a metà frazione hanno mischiato un po' le carte. Decisivo il cambio tattico di mister Tarabusi con Donato e Ponzio. Qui ricomincia il secondo tempo, possesso per il Frosinone. Veronica Spagnoli riesce a sgusciare via, pallone che arriva dentro, Ruzzafà in un primo istante, poi mangiata da Greco e riparte senza però trovare esiti positivi la Gelbison. Qui non riesce nel dribbling Sgambato, rimessa Frosinone, Collova, Sgambato, attaccata da Borrelli, alla fine si porta via anche il pallone la numero 90, colei che sta decidendo questo big match della 15ª giornata, 16ª scusate, la prima di ritorno nella gara di andata terminata 1-1 nel Salento con le reti di Romeo e Sgambato. Greco in avanti per Ponzio, che è tornata a ricoprire la fascia destra, lei che nel primo tempo aveva iniziato quella zona del campo, poi a gara in corso il tecnico Tarabusi ha invertito la fascia. Il possesso Gelbison, arriva il traversone mal coordinato da Donato, allora si riprenderà con Zuliani, il pallone in incontro Musolino. Zuliani invece andrà profonda, cercare la fisicità di Tata. Il pallone è corto, Neddar prova a prolungarlo, Veronica Spagnoli mette giù, lancia in profondità Ruzzafà, ottima la copertura di Visani. Spagnoli, attaccata, Musolino, Tata, un po' di spazio, non trova per un soffio Ruzzafà, chiude bene la Gelbison al vallone, prova a ripartire, placcata da Stibel. E riparte il Frosinone, Spagnoli in avanti di tacco, Tata, qui va vuoto Costantino, poi ritrova il pallone, forse non ci ha creduto abbastanza Musolino, non si aspettava il mezzo pasticcio, così possiamo definirlo, della numero 1 rossoblù. Orsi, Cicchinelli, gara perfetta fin qui della numero 8. Visani, scappa via Vergari, il pallone è per lei, Stibel però lo prende prima. Donato nel pallone in campo, vedete adesso ha rinvertito il tecnico Tarabusi, Donato e Ponzio, o meglio alzato Donato e invertito Ponzio. Zuliani, Silvi in incontro Neddar, Silvi rompe la prima linea di pressing, poi tiene un po' troppo il pallone, infatti lo perde. Avallone, Donato prova comunque ad arrivare, ma il pallone è uscito dal rettangolo di gioco. Non precisissima Avallone in questa gara. La Gelbison ha bisogno di lei, ricordiamo 7 gol in stagione, grandi doti aeree come mostrate nel tuffo e nel gol ovviamente contro il Siracusa, la prima stagione in rossoblù, lei che viene dalla Serie B e dall'Academy Pavia. Costantino, Visani,
Qui sbaglia Greco, regala il pallone a Ruzafa. C'è stato un fallo però e arriva anche il primo cartellino giallo del match. Se lo prende Greco. Allora calcio di punizione per il Frosinone. Ne ha battuti 3 nel primo tempo da quella zona. Tutti e 3 dai piedi di Sgambato, non sfruttati al meglio però. Ora vedremo come sfrutterà questo. Gli dice qualcosa Tata alla numero 10. Greco 4. Arriva il pallone di Sgambato a cercare Spagnoli, la prende però Visani. C'è anche fuori gioco. Allora si riprenderà un calcio di punizione per la Gelbison. Con calma Costantino. Cicchinelli finta di andare sulla sinistra, torna dal proprio portiere. Voi non le vedete, ma c'è Vergari che non fa particolarmente amicizia con Stibel. Qui a Vallone prima di Neddar. Buona la sponda della numero 99. Donato fa correre Visani, rientra, sterza sul pressing di Musolino, passa Donati, poi in avanti per Avallone, fa bene la chiusura Vaccari, poi il pallone rimane lì, Borrelli a mettere un po' d'ordine, forse il controllo con il braccio, tutto regolare, qui va a subire il fallo la numero 90, poteva tirare da quella posizione di prima, come ci ha fatto vedere nel primo tempo nell'occasione del gol. Grandi doti balistiche della numero 90. Tanto qui calcio di punizione per la Gelbison. Qui si è lamentato il tecnico Francesco Foglietta con l'arbitro, con l'assistente dell'arbitro Francesco Quirino. Punizione per la Gelbison. C'è Coutinho o Ponzio sul punto di battuta. Solo 3 maglie rosso-blu al limite dell'area. Fischia l'arbitro. Ponzio lascia Coutinho che calcia sulla barriera. Una seconda chance però. Saggiamente decide di allargare sulla destra. Visani sbaglia anche lei il cross. Allora può ripartire il Frosinone con Ruzafa. Arriva dopo però su Coutinho. Qui c'è il tunnel di Visani. Tata cercato di far carambolare il pallone sulla numero 25 ma non c'è riuscita, allora rimessa per la Gelbison. Sta scaldando per quanto riguarda la squadra di Francesco Foglietta. Aurora Chiacchioni e Vaccari, se non ho visto male. Qui trascina giù Tata l'avversario, ma è tutto regolare. Allora possesso giallo-blu con Sgambato, prova a far correre Musolino, il pallone un po' troppo lungo ma riesce comunque a tenerlo in campo. Qui si allacciano Orsi con Spagnoli. Calcio di punizione per il Frosinone. Vuole rapidità Musolino. Spagnoli che intanto si dà il 5 con Orsi. Alla fine lascia Musolino la sfera a Sgambato. Calcio di punizione per il Frosinone. Musolino intanto è sola. Sgambato prova diretto dentro, libera la difesa rosso-blu. Un'altra chance però il Frosinone che non riesce a concretizzare. Allora lancia più lunga che può a Vallone. Frosinone però rimane lì in pressing e in zona offensiva. Collova. Si fa vedere Tata. Pallone in teoria è per lei. Lo protegge. Scarica l'indietro per Collova sul pressing di Borrelli. Lo vince ancora una volta la numero 90. Veramente partita sontuosa. E non parlo solo del gol. Tanti palloni recuperati in quella zona del campo. E anche tanti falli subiti. Punizione affidata ad Orsi. La gioca lunga. La prende Spagnoli. La prende anche Neddar. E allora Spagnoli. Sgambato, ha un po' di spazio.
Tata vuole il pallone sul primo palo, Sgambato rientra, Sgambato si trascina troppo il pallone, l'ultimo tocco è della numero 10, allora si riprenderà con una rimessa dal fondo per la Gelbison. Ancora nessun cambio tra giallo-blu e rosso-blu. C'è movimento però nella panchina del Frosinone. Qui sbaglia Cicchinelli, stava per combinare un pasticcio. Tata bravissima a crederci fino in fondo. Per fortuna di Cicchinelli il pallone non è rimbalzato in porta. Stava restituendo il favore la difesa della Gelbison al Frosinone, come in occasione del primo gol. Rimessa per Costantino. Andrà lunga. Bisani mette giù, in qualche modo poi non riesce a servire Donato. Riparte il Frosinone con Ruzzafà, occhio a lei, Ruzzafà entra dentro l'area di rigore, all'indietro per Neddar, Cicchinelli bravissima ancora una volta in copertura. Poi la Gelbison che prova a tenere il pallone e a smistarlo senza però trovare successo. Riparte il Frosinone con Spagnoli, attaccata da Ponzio, Collova, Neddar in avanti per Musolino, passaggio un po' impreciso ma che riesce comunque a concretizzare la numero 20. Qui non è uscito il pallone fuori dal campo, ora sì, allora rimessa per il Frosinone, Collova ancora con le mani, Ruzzafà e Tata ad attendere il pallone dentro l'area. Sgambato, Collova, non penetra il pallone destinato a Spagnoli, altra chance però per le giallo-blu. Collova alza la testa e calibra il cross, libera Orsi. Musolino, Sombrero, Neddar con il destro, debole, facile preda per Costantino. Qui si lamenta, giustamente a mio avviso, la squadra giallo-blu, che aveva bloccato il pallone Costantino, poi lo ha rimesso a terra, in teoria non può riprenderlo. Tutto regolare per il direttore di gara. Rimessa laterale per il Frosinone. Andrà a battere Silvi. La Gelbison che non ha messo ancora il naso fuori dalla propria metà campo in questa seconda frazione. Ha avuto 2 chance nella prima. Una l'ha sfruttata benissimo con Borrelli. E più che costruire l'azione ha scartato il regalo del Frosinone. Ha trovato un gol bellissimo Borrelli di controbalzo da fuori sotto l'incrocio. Zuliani non poteva proprio farci nulla. Riparte il Frosinone. Collova, attaccata da Ponzio sulla retta via per Spagnoli, difende la sfera con il mancino, poi prova il difficile dribbling. Qui è rimasta a terra Orsi sulla troppa foga agonistica di Collova. Allora calcio di punizione per la Gelbison. 2 squadre giovanissime si stanno affrontando, entrambe hanno l'età media di 23 anni. Il miglior piazzamento del Frosinone in questa categoria è stato il secondo posto dello scorso anno, dietro al Vis Mediterraneo prima, 3 punti di differenza. Invece la Cenerentola Gelbison sta facendo veramente un capolavoro questa stagione. Se dovesse finire così sarebbe prima. Tornerebbe quindi a comandare il girone C a distanza di 2 mesi. Intanto qui Vergari, Stibel prima di lei, poi Silvi, allontanare il pallone. Sta per entrare Angela Cinquegrana, sarebbe la terza presenza per lei. Qui la team manager rosso-blu
non riesce a richiamare il direttore di gara per effettuare il cambio. Allora si gioca con Silvi in avanti per Ruzafa, prova a girarsi, attaccata da 2 maglie rosso-blu, si porta via comunque la punizione. Ora sì che c'è il cambio, entra 5 Grana, 2 gol per lei in 2 presenze, doppietta contro il Lecce settimana scorsa con la vittoria della Gelbison per 5-3. Esce Ponzio, anzi no, è uscita Borrelli, quindi non Ponzio. Quindi rimane in campo la numero 2. Esce invece quella che sta decidendo il big match. Arriva il pallone in aria, Tata di testa, non riesce ad indirizzarlo in porta. Rincorre Ruzafa contro Visani. Ruzafa vince questo pallone, poi un po' imprecisa, all'indietro da Silvi. Altro pallone buttato in area di rigore della Gelbison, arpionato ancora una volta da Costantino. Ora Ponzio che torna sulla parte sinistra del campo. Lancio in profondità. Uscita Avallone comunque al posto di 5 Grana. Per lei non un'ottima partita. Pochi palloni e gestiti non benissimo. Orsi con le mani. Quindi ovviamente 5 Grana è andata ad occupare il posto da centravanti. Qui Collova addosso a Ponzio. Mi ha ingannato in fase di sostituzione Ponzio, che si era avvicinato al tecnico. Credevo che uscisse lei, invece è uscita Avallone. Qui rischia il Frosinone. Collova riesce comunque a tenere il pallone in campo. Spagnoli dopo di Ponzio. Non riesce a cercare 5 Grana. Lancio in profondità. Cicchinelli prima di Tata. Orsi. Stop. Lancio in avanti. Ponzio addosso a Collova. Ora un po' di disordine in mezzo al campo. Tanti palloni buttati via da ambo le parti. Cicchinelli. Sbaglia anche lei e ancora lei. Collova. Vorrebbe il giro palla mister Foglietta. Altro errore questa fase di gara. Errore avvenuto dai piedi di Collova. Quindi non cambia niente nel centrocampo rosso-blu. Coutinho, Donato e 5 Grana. Con Vergari, Ponzio a comandare l'attacco. Qui c'è il fallo di Orsi su Veronica Spagnoli. Vorrebbe il cartellino giallo il tecnico giallo-blu. Qui Musolino, cercato di battere la punizione sorprendendo gli avversari. Deve fischiare l'arbitro. Allora verrà sfruttato in un altro modo il calcio piazzato del Frosinone. Arriva il pallone di sgambato, libera proprio 5 Grana. Frosinone che comunque rimane in zona offensiva. Ruzafa sull'attacco di Ponzio, rimessa ancora per il Frosinone. Collova prende una lunga rincorsa, poi la gioca lì vicino per Ruzafa. Non riesce a sfruttare bene questa rimessa laterale il Frosinone. Poi impreciso il Frosinone negli ultimi 20 metri. C'è anche da sottolineare che Greco e Cicchinelli, come Visani e Orsi, stanno facendo veramente una gran partita. Qui 5 Grana riesce a girarsi, poi punta Silvi in avanti per Vergari, alle prese con Vaccaro. Vergari tiene lì il pallone, c'è dentro Ponzio. Vergari ancora, danza sulla sfera,
Arriva il cross, Collova fa benissimo la diagonale. Poi possesso ancora per Vergari. Vaccari non gli dà un attimo di respiro. Arriva un altro cross impreciso nella numero 7. Allora rimessa dal fondo per il Frosinone. C'è un cambio. Stavolta per la squadra giallo-blu. Esce Ruzafa ed entra Licari. Buona la prestazione di Ruzafa, soprattutto nel primo tempo. Tanti duelli, parecchi anche vinti contro Visani. Qui va a complicarsi la vita il Frosinone, soprattutto Stibel. Il pallone non è uscito, allora Vergari all'indietro. Arriva il cross di Visani, 5 grana! Di testa fuori! Eccola, 5 grana. Tecnico Emiliano Tarabusi si aspetta tanto da lei. Zuliani gioca ancora corta da Vaccari. Spagnoli in qualche modo prova a indirizzare per Attata. Buona la copertura di Cicchinelli. Perfetta, perfetta veramente Cicchinelli. Classe 2003, ex Lazio, Veretum Monterotondo e Trastevere. Più alta rimessa per la formazione rosso-blu. Guadagna un po' di metri. Orsi con le mani. Forse guadagna un po' troppi metri. La numero 3 in avanti a cercare 5 grana. Qui sbaglia il Frosinone. Coutinho, tiro cross, arpionato bene da Zuliani. Ora si risistema difensivamente la Gelbison. Forse troppo divario tra centrocampo e attacco del Frosinone. Eccolo lo spazio che viene occupato proprio da Licari. Borrelli prima di Neddar. Poi Ponzio, Vergari. Prova a girarsi senza trovare successo. E allora Spagnoli, riparte il Frosinone. C'è il taglio di Tata, vista dalla numero 23. Poi Stibel in zona di attacco addirittura. Orsi con calma. Ponzio in avanti. Non bene Collova. 5 grana può correre a duello con Vaccari. Non passa 5 grana sulla copertura di Collova. Rimessa laterale per il Frosinone. Siamo giunti a metà del secondo tempo. Ricordiamo il punteggio: Frosinone 0, Gelbison 1. La sta decidendo Maria Pia Borrelli. Sgambato Neddar. Silvi. Sentita poco la numero 3 di Foglietta in questa ripresa. Si è giocato molto dall'altra parte del campo. Collova, lei si è sentita molto. Sguardo in mezzo, arriva il cross. Tata di pancia. Poi viene messa giù da Cicchinelli. Allora calcio di punizione per il Frosinone. Coperto benissimo questa palla Tata. Si è già preso il pallone sgambato. Credo proprio che questa volta andrà diretta in porta. Doppietta anche per lei nell'ultimo turno. Sgambato. Si lamenta con l'arbitro per la barriera. Voleva più distanza. 4 davanti a Costantino. Arriva il tiro debole di Sgambato. La prende Costantino con le mani. Vorrebbe ripartire velocemente. Gli dicono di aspettare. Allora ascolta saggiamente i consigli delle sue compagne. Greco. Visani in avanti a cercare 5 grana. Chiude questa volta bene Silvi. Rimessa per la Gelbison. Visani con le mani. Viene incontro Vergari.
Pallone perdonato. Visani. Cross, qui svirgola. Vaccari. Per sua fortuna però Ponzio aveva tagliato sul primo e non sul secondo. Allora possesso ancora giallo-blu. Spagnoli. Più profondo che può cercare Licari. O addirittura sgambato il pallone. Poi giunge tra le mani di Costantino. Non un bellissimo secondo tempo tra Frosinone e Gelbison. Pochissimi affondi da entrambe le parti. Primo tempo invece il Frosinone aveva governato maggiormente la gara, andando vicinissimo per 3 volte al vantaggio poi dopo è stato trovato da Borrelli. Intanto qui il pallone lungo per Tata, ci arriva ancora Costantino e poi Cicchinelli. Orsi contro movimento di Ponzio, lei lunga, Vergari corta. La Gelbison però continua a duettare in fase difensiva. Ora Costantino trova un varco per Visani. Ora esce la Gelbison con Coutinho, Visani. 4 attaccanti addirittura la Gelbison. 5 Grana, Vergari, Ponzio e Donato, che però perde il possesso della sfera alla squadra rossoblù. E allora rimessa Frosinone. Silvi attende il movimento delle sue compagne. C'è Licari lunga, contentata Tata corta. Ricomincia da Vaccari, si apre con Lova, col pallone per la numero 27. Stop orientato verso il centro del campo in maniera perfetta Musolino, lei non perfetta come la sua compagna. Prova a ripartire la Gelbison senza però esito positivo. Qui Spagnoli, ottimo il controllo. Spagnoli si porta il pallone in avanti. La chiusura provvidenziale di Greco. Arriva anche il primo corner della ripresa. Come sempre alla bandierina il Frosinone. Calcio d'angolo per i padroni di casa. Andrà Licari sul punto di battuta. Arriva il mancino di Licari sul primo palo, il pallone che rimane lì e Vergari allontana la minaccia, non è finita. Ci prova sgambato, alto. Rimasta a terra una calciatrice di Tarabusi. Secondi che passano qui alla Città dello Sport. 27 sul cronometro, si è rialzata 5 Grana. Coutinho, pardon. Allora ricomincia la Gelbison con Greco. Visani entra dentro al campo, pessima scelta. Allora Licari ha un po' di spazio, carica la conclusione di pochissimo fuori. Si è fatta sentire Licari. Classe 2005, settima presenza, con oggi un gol segnato alla Nitor Brindisi. Lei che viene dal Palermo, lancia in profondità, Stibel chiude su 5 Grana. Musolino viene incontro sgambato, servita ora ma male. Allora può ripartire Coutinho. Vergari addomestica il pallone. Poi segue il taglio di 5 Grana che prova a prendere il tempo a Stibel. Qui non trova a rimorchio Ponzio. Allora l'ultimo tocco è della numero 2. Rimessa per il Frosinone. Collova. Viene incontro Tata ma non viene premiata. Allora ancora Collova. Tentenna troppo su quel pallone e lo perde. Cicchinelli svetta. Neddar prima di Vergari. Silvi pressata da Donato. Non ha scelte però la numero 3. Anzi sì, è quella di mettersi in proprio. Lo fa anche benissimo. Poi viene atterrata. Non c'è fallo. Riparte la Gelbison con Coutinho. Pallone interessante per 5 Grana. Troppo lungo, allora può prenderla Zuliani. È il momento di Sacco e Romeo. Quanto riguarda la Gelbison, Romeo che ha segnato nella gara di andata.
il definitivo 1-1, ha pareggiato i conti sul vantaggio firmato sgambato. Palla Spagnoli, perde un colpo da Ponzio e c'è il giallo per Ponzio. 2 ammoniti in casa Gelbison, Greco e Ponzio. È arrivato il momento del cambio, esce Ponzio, entra Sacco, sta entrando anche Romeo, vediamo chi uscirà. Coutinho. Allora ridisegna ancora una volta la formazione il tecnico Tarabusi. Buona partita per entrambe, soprattutto Ponzio, tanto sacrificio, ha fatto vedere che può giocare sia sulla destra che a sinistra. Entrata Romeo, calcio di punizione per il Frosinone. Vaccari, in incontro Musolino, va lunga Vaccari, capito tutto la numero 19 rossoblu. Si tratta proprio di Sacco. Punizione per la Gelbison. Cicchinelli. Greco, la fascia da capitano è passata da Coutinho alla numero 8 Cicchinelli. Anche se secondo me non gli serve la fascia da capitano per essere leader di questa squadra, lo sta dimostrando questa partita. Quasi perfetta per lei, soltanto una sbavatura ad inizio ripresa. Musolino in avanti, non trova Spagnoli, Orsi svirgola sul pressing di Spagnoli che gli ruba il pallone, ma con un fallo, leggero contatto tra la numero 23 ed Orsi. Incredula Veronica Spagnoli. Ultimi 14 minuti di partita, Frosinone 0, Gelbison 1. Licari non riesce a confezionare il possesso e allora Visani direttamente da Costantino. Greco lancia in profondità, non trova però nessuna maglia rossoblu. Il pallone è comunque per Romeo, qui un po' sbilanciata la Musolino, tutto regolare. Neddar, riparte il Frosinone, uno sgambato che perde l'attimo di portare il pallone in avanti, sceglie Vaccari all'indietro. Arriva il pallone di Vaccari, impreciso, che lascia scorrere Orsi. Rimessa Gelbison. Eccola inquadrata Orsi. Ci mette un po' troppo a battere questa rimessa laterale. La spinta di Vergari è punita con un fallo. Non si è presentata quasi mai dalle parti di Zuliani Gaia Vergari. Partita condita da tanto sacrificio anche per lei. C'è Licari sul punto di battuta. Musolino sulla fascia destra, Licari va dentro direttamente da Spagnoli, libera la difesa rossoblu. 5 Grana, sbaglia l'appoggio e allora Musolino sbaglia anche lei. Romeo a mettere un po' d'ordine, tocca il pallone quanto basta per allargarlo alle parti di Visani, che perde l'attimo, un po' stanca qui la numero 25, ha corso tantissimo, soprattutto il primo tempo, a rincorrere Ruzafa. Rimessa per la Gelbison. Visani, ex capitana e pilastro dell'Orobica, giocato sia in Serie A che in Serie B. Qui c'è il traversone in aria. Zuliani con un brivido la fa sua. Sta per entrare anche Sesto, che raccoglie le ultime indicazioni di Tarabusi. Tanto qui Musolino in avanti, non si gira Spagnoli. Cicchinelli la prende ancora, poi si lotta al centro del campo. Borrelli esce vincitrice e poi alla fine viene atterrata da Musolino. Calcio di punizione per la Gelbison. Vediamo se c'è adesso il cambio.
No, per quanto riguarda la Gelbison, sì, invece per quanto riguarda il Frosinone. Entra Gina Fiore al posto di una stanchissima Musolino. Si prende comunque sia gli applausi del Città dello Sport. Orsi sulla battuta. Poche maglie rosso-blu a dir la verità in zona offensiva. Palla in avanti. Sesto Arpiona. Sacco Arpiona. Supera il primo pressing, poi si addormenta sulla scelta e regala il pallone al Frosinone. Collova. Va lunga Fiore. Non viene provvista dalla collega. Prima stagione in giallo-blu per la classe 2000. 4 presenze, 4 gol. L'ex capitana del Matera. Qui Neddar più in alto di Romeo. Poi viene travolta. Spagnoli tutto regolare. Qui invece c'è l'irregolarità di Romeo ai danni di Tata. Allora calcio di punizione per il Frosinone. 10 al termine. Chiede ovviamente la distanza sgambato. Questa inquadratura larga. Vediamo quanti ne posiziona Costantino. Direi 3. Anzi no, 4. Fischia l'arbitro. Parte sgambato. Palla interessante ma che non giunge a destinazione. L'ha controllata comunque Costantino. L'ha battezzata fuori. Ora proprio la numero 1 rosso-blu a rimettere il pallone in campo. Cicchinelli. Orsi. Cross sporcato da Fiore. Con l'ingresso di Fiore Licari si è spostato un po' più al centro del campo. Orsi salta Collova più in alto di Vergari. Si lotta su questo pallone. Licari prova a cambiare lato dalle parti di Spagnoli, che ha completamente cambiato out con l'ingresso di Fiore da destra verso la sinistra. Stibel. Vaccari. Vediamo se c'è l'affondo finale del Frosinone. Lancio in avanti. Licari arriva dopo Di Greco. Allora Vaccari con calma da Zuliani. Ancora Vaccari. La Gelbison aspetta. Silvi. Perde qui il possesso della sfera. 5 grana. Vergari. Ancora la numero 7. Si scontra con Stibel. Tutto regolare per il direttore di gara. Si lamenta la numero 7. Il gioco è ancora in movimento con il Frosinone. Però continua a palleggiare sulla linea difensiva. Non trova varchi la squadra di Foglietta. Si abbassa sgambato. Stibel. Silvi. Palla per Spagnoli. Entra nella zona del traffico. Lancio per Fiore che non arpiona il pallone. Orsi in copertura. Costantino. Guadagnare qualche secondo in più. 38 sul cronometro. Frosinone 0. Gelbison 1. Sta decidendo Maria Pia Borrelli. Visani. Donato. Fa carambolare il pallone addosso all'avversaria. Guadagna metri, guadagna secondi. Preziosissimi. La squadra di Tarabusi. Rimessa che sarà battuta da Visani. Viene incontro Donato. Fa scorrere il pallone, poi torna in quella zona. Viene però placcata da Tata. Lancio in profondità per Fiore. Orsi di testa. Si rinnova il duello con la numero 73. Lo vince Orsi, forse con un braccio. Allontana comunque via il pallone in rimessa laterale per il Frosinone. Collova. Licari. Si gira.
in avanti a cercare Tata, fa bene la retroguardia Visani e poi Costantino. Saranno tutte così le palle che arriveranno nella sua zona. Controlla, aspetta il pressing degli avversari e poi arpiona la sfera. Zuliani sta studiando le mosse il tecnico Foglietta. Stibel, Silvi. Stibel in avanti a cercare Tata e lo scatto di Spagnoli. Arriva prima Visani, guadagna metri il Frosinone con Silvi, Stibel. Ora alza il baricentro Neddar. Sentita poco la marocchina in questo secondo tempo. Tante palle recuperate per lei nel corso della prima frazione. Un po' assente nella ripresa. Qui Spagnoli ha un po' di spazio. Spagnoli punta all'area di rigore. Spagnoli entra. Spagnoli al cross. Devia in qualche modo la difesa rossoblu e poi a salvare c'è Orsi. Vorrebbe un calcio di rigore il tecnico Francesco Foglietta. Orsi è arrivata prima della numero 10 Sgambato. Allora ci sarà solo calcio d'angolo per il Frosinone. Qui rivediamo Orsi prima di Sgambato, nettamente prima. Poi il colpo l'ha subito dopo. Però l'intervento della numero 3 assolutamente regolare. Licari, arriva il cross sul secondo palo. La prende ma non indirizza in porta Veronica Spagnoli. Allora rimessa comoda per Costantino. Fa passare ancora ulteriori secondi. Sta per entrare Miriam Sesto. Per quanto riguarda ovviamente la Gelbison, 2 gol in stagione per la numero 21, entrambe nel 4-1 confezionato contro il Palermo. Qui Fiore sterza, sfida Orsi. Fiore fa penetrare lì il pallone. Tata cerca l'angolo lontano, provvidenziale la chiusura di Visani. Altro calcio d'angolo per il Frosinone. Qui vediamo l'intervento della numero 25. Allora Licari sul punto di battuta. Tutta la Gelbison a coprire. Arriva il pallone. 5 Grana concede il secondo corner consecutivo. Sesto deve ancora aspettare il suo ingresso in campo. Licari. Viene incontro Vaccari. Licari direttamente in porta. Prende la parte alta della rete. Si salva la Gelbison. Vorrebbe effettuare il cambio la squadra rossoblu. Non riesce però a prendere l'attenzione dei direttori di gara. Lancio in profondità di Costantino. Neddar prima. Tata lotta contro Cicchinelli. Poi viene trascinata giù Visani. Calcio di punizione per la Gelbison. Ora c'è il cambio. Entra Sesto. Al posto di Donato. Calcio di punizione per gli ospiti. Con il Greco sul punto di battuta. Meno di 2 minuti al termine più eventuale recupero. Romeo. Cercare 5 Grana. Le prese con Stibel. Vince 5 Grana. Appoggia proprio per il Sesto che non riesce ad avere il contatto con il pallone. Tata. Si gira e poi va da Fiore. Ottimo lo stop. Fiore punta l'avversaria. Qui tenta il cross. Non va a buon fine. Bravissima Sacco a fare la copertura, a dare una mano alle sue ragazze. Rimessa per il Frosinone. Silvi. Sale Licari sulla tre quarti. Silvi con le mani.
non trova successo in avanti. Qui Borrelli, senza neanche guardare, lancia il pallone dalle parti di Zuliani. Vaccari, dribbling su Cinquegrana, elegante. Neddar, ancora la numero 4, sgambato, viene Cortafiore, ignorata. Collova, arriva il cross e più un tiro, alla fine Cicchinelli ci mette la testa. Calcio d'angolo per il Frosinone, ma c'è un cambio. C'è un cambio per il Frosinone. Esce Vaccari e anche Silvi. Entra Cacchioni e Contena. Calcio d'angolo per il Frosinone. Scaduti 45 di gioco. Arriva il pallone, ma l'arbitro non l'ha fischiato e allora si deve ricominciare. Cinque minuti di recupero. Ancora Licari sul punto di battuta. Arriva il pallone, Costantino prima di tutti. Rimessa laterale per la squadra giallo-blu, che rimane comunque in zona offensiva. Ora prepariamoci a questo incandescente recupero. Qui Visani di astuzia, addossa all'avversaria, guadagna la rimessa laterale. Greco, senza tanti complimenti, in avanti e mal indirizzato. Rimessa per il Frosinone. Neddar, arriva il pallone in area di rigore, ancora Costantino a fare sua la sfera. Pallone lanciato da Contena, quarta presenza in giallo-blu per lei, la sua prima stagione. Lei che arriva dalla Serie B, dall'Academy Pavia. Lancio in profondità, poi Cicchinelli nella seconda palla. Neddar con il disturbo di Contena. Non riesce ad uscire da quella zona del campo il Frosinone. Vergari recupera il pallone, poi qui Borrelli va a prendere un altro preziosissimo calcio di punizione immensa. Maria Pia Borrelli, recuperato tantissime palle, subito tantissimi falli e poi anche sua la rete dello 0-1 che finora sta portando la Gelbison al primo posto del girone B. Cicchinelli, profonda la Sacco, qui la spizza Vergari, c'è il fuorigioco però della numero 19, allora può ripartire l'assalto giallo-blu. 2:30 al termine. Stibel, attaccata da Cinquegrana, ovviamente la numero 11 si è fatta vedere poco in zona offensiva, ha costruito veramente pochissimo la Gelbison in questo secondo tempo. Lancio in profondità, Greco a governare, una serie di batti e ribatti, ne gode Vergari che ora lancia in profondità Cinquegrana. C'è Contena però in vantaggio a guadagnare anche la rimessa laterale. Ricomincia il Frosinone. Licari, Collova, 3 difensori e 6 attaccanti per il Frosinone. Lancio in profondità di Collova. Orsi, splendida come sempre. Licari, altro lancio in zona offensiva, questa volta la prende Greco e poi Sesto addossa all'avversaria. Qui Visani si accontenta della rimessa laterale, ovviamente scorreranno altri ulteriori secondi, addirittura a raccogliere Licari, Spagnoli scusate. Visani, altri secondi che se ne vanno. Spagnoli difende su Greco. Neddar, arriva il pallone in mezzo, Cicchinelli attentissima e Borrelli alza il campanile.
Spagnoli. Non basta però alla Gelbison, qui Spagnoli, atterrata, calcio di punizione per il Frosinone. E allora molto probabilmente andranno tutte dentro. 45 secondi al termine. Foglietta gli dice a Gina Fiore di andare dentro anche lei, rimane soltanto Zuliani al centro del campo. Tutti a saltare. La Gelbison per difendere e il Frosinone per cercare l'1-1. Sul punto di battuta sgambato, fischia l'arbitro. Parte sgambato Costantino. E poi Vergari, occhio perché si aprono gli spazi. E allora corre la Gelbison. Vergari, posizione regolare. Vergari davanti a Zuliani. Vergari, Fiore. La controlla, ma non è finita. Vergari, siamo oltre il recupero. Bravissima Gina Fiore a impedire il 2-0 di Vergari. Ma finisce qui. Vince la Gelbison, che torna a comandare il girone C. Ha firmato Rita Pia Borrelli. Una partita costruita difensivamente dal tecnico Emiliano Tarabusi. 2 chance in tutti i 90 minuti. È bastato il sigillo di Borrelli e che gol, mi viene da dire, di controbalzo al minuto 33 sotto l'incrocio. Zuliani non poteva veramente farci nulla. Quindi Gelbison che comanda il girone a quota 36 punti, il Trastevere invece, il Frosinone invece rimane a quota 35. È dunque finita la gara alla Città dello Sport. Rimanete collegati perché a breve le parole delle protagoniste.
Siamo sempre verso di là. Vita, però ci state voi due dietro, quindi. Vede Emanuele al segnale, eh? Dove sta? Manco così. Mi vede Emanuele. Non lo vedo però. Non vedo più niente. Dai, zitta. Io guardo lui. Guardo lui che mi parla. Mi fa lui le domande o me le fa lui? Lui. Io sono il cameraman. Cameraman. Scusa, c'è? Almeno ricordo. Siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui. Scusa, No, vai, tranquillo. A posto. Arrivederci e grazie.
1. È finito il match a Città dello Sport, ha vinto la Gelbison. Siamo qui con Gaia Vergari, protagonista del match. Ti faccio i complimenti. Grazie, Gaia. grazie. Ti chiedo innanzitutto che partita è stata? Tosta, molto tosta, si è visto, alta intensità, ce l'aspettavamo. Era una partita che vuoi o non vuoi può definire quella che è la corsa del campionato. Abbiamo lavorato tantissimo, sì, abbiamo lavorato tantissimo. 1. È finito il match a Città dello Sport, ha vinto la Gelbison. Siamo qui con Gaia Vergari, protagonista del match. Ti faccio i complimenti. Grazie, Gaia. grazie. Ti chiedo innanzitutto che partita è stata? Tosta, molto tosta, si è visto, alta intensità, ce l'aspettavamo. Era una partita che vuoi o non vuoi può definire quella che è la corsa del campionato. Abbiamo lavorato tantissimo, sì, abbiamo lavorato tantissimo e ci siamo impegnati tanto, abbiamo sudato tantissimo. Hai decorso tantissimo ed hai fatto una partita difensiva, Sì. questo possiamo Sì, 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 dirlo, ed hai assolutamente. sfruttato bene comunque sia con Borrelli, un gran gol anche Assolutamente. suo. Sì. E ti chiedo a questo punto, tornare prima nella girone C, si punta dritto ormai. Per forza. L'obiettivo è diventato quello, lo era già. Siamo partite a inizio campionato non con questo obiettivo. Ci siamo ritrovate lì davanti e adesso stiamo dando tutto per raggiungerlo. Certo, avete vinto lo scorso anno l'eccellenza, dovesse accadere questa vittoria, facciamo un monumento al tecnico. Assolutamente. Ti faccio Sì. i complimenti Grazie Gaia e in mille. bocca al lupo per il Grazie, futuro. grazie mille, grazie. Può venire, sì, Denise Grazie. Ligari. Niente, grazie a te. L'altra faccia della medaglia vede la Frosinone sconfitto tra le proprie mura. Siamo qui con Denise Ligari, centrocampista della Frosinone e anche dell'Under 20 della rappresentativa nazionale LND. Che partita è stata, Denise? Allora, è stata una partita dura, sapevamo di affrontare una squadra ben organizzata, la Gelbison, quindi dobbiamo uscire da qua a testa alta, sapendo che il campionato non è finito assolutamente, ci sono tanti scontri diretti e dobbiamo solamente dare ogni partita il meglio di noi stesse e arrivarci soprattutto con il cuore. Avete attaccato gran parte della Sì. gara, non siete riusciti a mettere Assolutamente il sì. dell'1-1. Se Cosa è dobbiamo- andato storto oggi? È mancato il gol, semplicemente. Cioè, primo tempo, ma anche secondo tempo, diciamo, a vedere il possesso palla. Ampiamente a vostro favore. Esatto, sicuramente a nostro favore, però il calcio è anche questo. Ed è qua quando ferisce. Tu dici bello il calcio, però quando ci sono queste partite che praticamente attacchi per 90 minuti e poi Non la porti a casa, non la porti a casa,
una partita così difficile e complicata è dura, però martedì siamo qua nello stesso campo ad allenarci, a fare proprio il massimo per ottenere quello che noi vogliamo a fine campionato. Perfetto, grazie mille a Denise Licari. Grazie. Grazie a voi e se è tutto qui dalla Città dello Sport, un saluto da Matteo Bonacorsi.